in Italy, una vetrina incredibile che non solo valorizza quello che è il Made in Italy, ma sicuramente anche le eccellenze da tutto il mondo, ma il Veneto è la regione più rappresentata, forse perché proprio qui non manca nulla. Qui non manca nulla e dobbiamo ricordare che il settore vitivinicolo rappresenta per il Veneto un asset strategico. Oltre il 37% delle esportazioni di vino nazionali sono venete. Credo basti questo dato per identificare l'importanza di questa filiera fondamentale per la qualità, per l'identità del nostro territorio. Noi siamo qui anche per promuovere l'internazionalizzazione delle nostre piccole e medie imprese agricole che continuano a guardare avanti e non a guardare indietro come qualcuno vorrebbe far pensare. L'agricoltura, il settore vitivinicolo in particolare, è un settore che innova e guarda al futuro. Noi abbiamo avuto il piacere di parlare con alcuni produttori e sicuramente è emerso quanto il vino sia vera e propria identità culturale della nostra regione. È così, dentro una bottiglia di vino c'è l'identità di un territorio ed è quello che noi dobbiamo continuare a difendere con tutte le nostre forze. E poi indubbiamente questa è anche un'ottima occasione per incentivare il turismo nella nostra regione, in una città, tra l'altro Verona, che è davvero meravigliosa. Sì, una città fantastica, crocevia europeo della bellezza, della cultura, dell'economia, e non poteva esserci luogo migliore che Verona per ospitare questa straordinaria fiera internazionale che ogni anno migliora e continua ad attirare investitori e produttori da tutto il mondo. Ringraziamo tantissimo Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, per la sua presenza nella nostra diretta. Grazie mille. Grazie a voi e a presto.